Eccoci qua, benvenuti a questo speciale, questa puntata da Gerace sui Borghi d'Italia in diretta con i colleghi Mario. Scusate, c'è qualche difficoltà, cerchiamo subito di ovviare. Dicevo, benvenuti a Gerace, siamo qui in diretta per raccontare il borgo, uno dei borghi più belli d'Italia. Qualche anno fa è stato classificato al 7° posto, ma rimane indubbiamente uno dei borghi più affascinanti di questa penisola ed è un vanto naturalmente della Calabria. Noi vi stiamo parlando dal Belvedere perché è un punto importante dal punto di vista tecnico, ma anche per la bellissima immagine che riesce a dare della costa ionica, e qui siamo veramente nel cuore della Magna Grecia. Ma noi racconteremo Gerace, considerata un po' la città importante, la città di punta, che con molti elementi di attrazione non solo di tipo prettamente turistico, ma anche per la storia e le tradizioni straordinarie che ha. Tutto ovviamente legato al turismo, ma c'è un percorso che poi consente alle persone di conoscere questa realtà meravigliosa che è Gerace, una città che nasce dopo diciamo la fuga o comunque l'allontanamento della popolazione di Locri Antica per sfuggire alle azioni di molti pirati, anche dei Saraceni, e quindi da lì si è cominciata questa avventura, l'avventura di Gerace. Quindi siamo nel cuore davvero della Magna Grecia perché siamo direttamente collegati all'Ocri antica, ma anche sul nome di Gerace c'è molto da dire. Noi cercheremo di raccontarlo con la testimonianza, con la partecipazione e la collaborazione di molti ospiti. Nel collegamento del telegiornale vi abbiamo dato un flash e con noi c'era la presidente della Pro Loco, la professoressa Tina Macri, che è rimasta con noi e che ci accompagnerà per una buona parte di questa diretta. Un particolare: un'ora di trasmissione certamente non è sufficiente per raccontare la storia di questa meravigliosa città, il cui status è stato proprio ufficializzato da un decreto del Presidente della Repubblica, se non vado errato, nel 2005, quindi parliamo proprio a pieno titolo di città. E Gerace è una città anche, ripeto, per la cultura, per la storia, per i personaggi illustri e anche per l'impegno che nell'attualità riesce a produrre attraverso associazioni, attraverso imprese e attraverso intellettuali che di Gerace non si sono dimenticati. Tanta gente che è nata qui o nei dintorni e che ha fatto, usiamo questo termine antipatico, carriera lontano, ritorna regolarmente nella città perché Gerace è anche una sorta di ossigeno, di fonte di ossigenazione intellettuale. Allora, Presidente, intanto grazie ancora per la sua partecipazione. Gerace, dicevamo nel collegamento con il telegiornale, un marchio vincente. Ripetiamolo perché repetita iuvant, dicevano i latini. Dicevano i latini. Sì, è un marchio sicuramente vincente sia per la cultura, per l'arte, per la gastronomia, per le tradizioni religiosi, popolari. Ma Gerace soprattutto non da vedere sicuramente, ma è da vivere. Io dico che è da vivere. E questo è una verità, un concetto molto importante che risponde a verità. In effetti stare a Gerace significa anche ritrovare una sorta di serenità, e credo che questo sia alla base anche di molte scelte che fanno i viaggiatori, i turisti, i viandanti anche in qualche modo. Voglio usare questa espressione antica che rende l'idea, perché Gerace è stato momento e luogo di passaggio, ma è stato luogo in cui anche per molto tempo si sono fermati. Penso ad Edouard Lear, penso insomma, a personaggi che hanno fatto davvero la storia, la cultura mondiale. Sì, è bello venire a Gerace, soffermarsi sulle architetture, sui monumenti eccezionali e bellissimi che abbiamo, ma come dicevo prima è bello anche vivere a Gerace, vivere l'atmosfera del borgo, l'atmosfera che ti riporta un po' a quella medievale, se vogliamo, no? Con le stradine piccole, con il selciato e soprattutto con anche l'atmosfera tradizionale, delle tradizioni radicate molto sul nostro territorio, soprattutto quelle religiose, se vogliamo vedere, anche, non lo so, per esempio i riti del Venerdì Santo, i riti di Natale,
oppure i dolci tipici, la tradizione gastronomica, quella tessile che è molto radicata, la ceramica, la terracotta. Ancora è possibile trovare proprio delle botteghe dove si lavora ancora la creta col tornio, che è una cosa bellissima, un'atmosfera, crea proprio atmosfera, o non lo so, le tessitrici con l'antica arte del telaio, la cultura della gastronomia con dolci tipici nati qua, per esempio, non lo so, le cosiddette rafiole, no? Erano il dolce per antonomasia, che viene realizzato con un'antica ricetta tramandatoci dalle Clarisse, che è una forma, insomma, poi ce lo spiega meglio il nostro pasticcere, che è una forma di pan di Spagna ricoperto da una glassa, con la glassa. Insomma, che sono un po' tutte queste cose messe insieme che creano quell'atmosfera e quella quieto vivere che ha affascinato sicuramente anche l'IR. La qualità della vita, insomma, che è una cosa tutt'altro che banale, anzi forse è la cosa più importante. La Presidente Macri parlava di gastronomia, ovviamente parlare di Gerace, voglio sottolinearlo fino alla noia, parlare di Gerace significa parlare di storia importante. Qui c'è uno degli episodi più belli della storia che spesso è stato trascurato, sarà anche retorico dirlo, però è così, la storia dei 5 martiri di Gerace, che spesso veniva così raccontata in 2 righe nei libri di testo di storia appunto che si studiavano a scuola, ma per fortuna molti studiosi hanno approfondito il tema e la figura dei 5 martiri di Gerace è veramente straordinariamente importante. Poi ognuno la può pensare come crede, però resta il fatto che è una pagina di storia veramente essenziale non solo per questa area di territorio della penisola, ma parleremo tra poco, approfondiremo anche questi temi. Diceva la Presidente la gastronomia, e qui abbiamo un campione di gastronomia, un maestro pasticcere, Giuseppe Rinaldis, che ha un bar proprio qui, un bar che è un laboratorio. Forse dire bar significa in qualche modo minimizzare, è un autentico laboratorio di delizie ma anche di impegno e di forza. E il signor Rinaldis è stato recentemente premiato a Rimini, un riconoscimento estremamente importante, e naturalmente ci dobbiamo spostare a favore di Luce e naturalmente non è l'ultimo dei premi, ce ne saranno altri e non è il primo, perché ce ne sono stati tanti. Sì. Allora, l'ultimo premio che ho preso è nato, alla Federazione Gelateri d'Italia, al SIGEP a Rimini, una gara di granita al mandarino alla siciliana. Granite che noi abbiamo assaggiato con Francesco e Mario poco fa, e confermo, mia figlia... non facciamo pubblicità, stiamo facendo cronaca. E mia figlia Ilaria mi ha scritto a partecipare a questa gara e ho partecipato, ho portato il succo da Gerace, che è un succo che esprimiamo noi qua del territorio mandarine, parliamo di Merici qua vicino. E ci sono molti agrumeti rigogliosissimi. Esatto. E ho portato questo succo, ho partecipato alla gara e sono stato eletto il primo premio internazionale della granita alla siciliana. Quando ha cominciato l'attività, qui c'è una storia di famiglia, quindi è venuto naturale che lei continuasse insomma questa attività, però c'è stato un cambiamento, lei si è adeguato anche ai tempi, ha studiato le nuove tendenze della pasticceria, per esempio la granita al mandarino è una conferma, esatto. Però c'è stata anche tanta fatica. Sì, allora, noi parliamo piano piano andando nel futuro, ci siamo adeguati alle esigenze del cliente. Piano piano che gusti fate, che gusto c'è, che gusto nuovo, ogni anno che novità c'è e che non c'è, e noi cresciamo così, piano piano inventiamo gusti, parliamo sempre di gusti della nostra zona, di frutti freschi, ogni stagione c'è il suo gusto, il massimo è agosto che ne abbiamo gusti proprio fichi, More di Gelso che ce l'ho io. A seconda anche dei frutti che sono disponibili. Ecco, sì, in base alla stagione noi facciamo la granita. Agosto ne abbiamo 22 gusti di granita
Quindi ai signori e alle signore che stanno seguendo questa diretta consiglio anche, al di là dell'ottima granita e non solo dell'ottima granita che potrete gustare, qui a 10 metri da dove siamo noi, qui ripeto siamo sul Belvedere di Gerace, c'è Piazza del Tocco, che è un'altra testimonianza straordinaria della bellezza di questa città, e ovviamente potremo anche assaggiare e gustare i prodotti di Giuseppe Rinaldis. Se venite ad agosto, sappiate che ci sarà da fare un po' di fila, ma c'è anche l'imbarazzo della scelta, quindi sarà una fila che solitamente uno non è lieto di fare, no certo, è un sacrificio che si fa ben volentieri. Quindi mi raccomando, Giuseppe Rinaldis, altri premi. Va bene, grazie, grazie per la presenza. Aspetto a tutti a Gerace, ecco, così facciamo assaggiare pure questa granita al mandarino e poi qualche altra novità. Bene, allora anche la produzione, la direzione, la redazione, quindi tutti i colleghi, ci ritroveremo a Gerace. Grazie, buon lavoro, grazie della sua presenza, e continuiamo ovviamente a spostarci in questo spazio limitato, ma non perché sia limitato, solo per un motivo tecnico. Abbiamo proprio qui il massimo della possibilità di trasmettere in diretta i vicoli bellissimi, caratteristici di Gerace, che vedrete proprio durante la puntata. Abbiamo fatto tra ieri e oggi diverse riprese, purtroppo non consentono di lavorare con serenità. Mario e Francesco hanno dovuto ovviamente fare i sopralluoghi e verificare il punto migliore. Presidente, tornerei un attimo con lei, quindi l'impegno della Proloco per un paese che ha 2600 abitanti circa al momento. Negli anni passati ne aveva di più, quindi anche Gerace ha subito lo spopolamento. Questa è una voce triste che tocca purtroppo molte città e cittadini e paesi della Calabria. Sì, un po' tutto il sud d'Italia, diciamo, è stato colpito da questa emigrazione dei giovani. E la Prologo cerca indubbiamente di lavorare a favore dei giovani. A questo proposito siamo riusciti ad aggiudicarci il servizio civile per i giovani, quanto a breve, insomma, fra un paio di giorni inizierà proprio il servizio civile e aiuteremo 3 ragazzi della nostra comunità a fare delle esperienze lavorative e a poter pure acquisire punteggio nelle graduatorie, quando poi andranno a presentare le loro graduatorie lavorative. Quindi fate iniziative per trattenere il più possibile i giovani, che sono ovviamente linfa per il futuro. Cerchiamo di fare quello che è nel nostro limite, nelle nostre possibilità. Questa era una delle possibilità, e quindi abbiamo scelto di di aderire al servizio civile. Per quanto riguarda altre iniziative rivolte ai giovani, è quelli di motivarli all'amore verso la cultura e la tradizione, all'orgoglio di essere geracesi. È questo che ci muove soprattutto, questo di trasmettere ai nostri giovani l'identità di essere geracese, quindi conoscere la propria storia, il proprio valore culturale, e a questo proposito abbiamo portato avanti l'iniziativa della manifestazione dei Normanni, quindi raccontando una storia reale, vera, che si è svolta qua a Gerace, che purtroppo tanti libri non riportano e i giovani non conoscono. Questo è stato un modo sia per intrattenere il turista che viene in estate, perché poi Gerace è un borgo medievale e si adatta perfettamente a questo tipo di manifestazione, e anche per informare i giovani dell'importanza che aveva Gerace nell'anno 1000, da essere contesa da 2 fratelli, insomma il duca e il conte d'Altavilla. Ma poi c'è stato anche il tentativo di dominazione, che però, grazie alla presenza per esempio dei bizantini, in qualche modo poi il professor Spanocci potrà essere di aiuto, insomma, ha evitato anche situazioni peggiori, quindi ha saputo ben mediare e trovare alleanze adeguate. È stata sempre città libera, in quanto infatti è un particolare, un unicum. È un particolare, è stata sempre città libera Gerace, questo è da sottolineare. Era insomma una città ambita perché era ricca,
tocca poi pure la posizione, è una posizione strategica per i tempi, era molto importante, ma di questo vi può essere ancora più, tra poco lo tortureremo. informarmi ancora meglio di me il professore Spanò. C'è un Mario Lacopo che è un giovane, volontariato. certo, da sempre si impegna nel mondo del volontariato e mentre noi organizzavamo questa diretta ci siamo soffermati con Mario e Francesco a parlare con lui e si vede ovviamente la passione che ha per Gerace. Lui è veramente uno innamorato di Gerace ed è una nota ovviamente di merito. Sì, certo, sono un geracese come i miei concittadini, come Tina, come il dottore Attilio Spanò. Io tra le altre cose ti ringrazio perché ci conosciamo personalmente, ma ringrazio anche la proprietà televisiva perché ci date lo spazio che meritiamo. E niente, io sono 29 anni che opero nel mondo del volontariato laico e cristiano. Sono un volontario dell'Avis, un funzionario dell'Avis e qui saluto la presentessa Maria Leone, che è presentessa dell'Avis comunale di Locri. In questa Avis comunale confluiamo da vari paesi, da Antonio Sì, è un punto di riferimento per tutto il circondario. Certo. E poi consentite, non mi sporco le mani anche come cristiano perché da solo, con altre buone anime, assistiamo molte persone che sono all'indigenza in silenzio e grazie a Dio ci riusciamo. Volevo spendere poche parole sul maestro Renaldes, sì, senza nulla togliere agli altri operatori. No, prego. Allora, il maestro Peppe Renaldes ha dimenticato di dire questo, o volutamente non ha detto questo, perché è una persona modesta poi. Lui viene da umile famiglia, è una persona caparbia, capace, che sperimenta in continuazione prodotti di pasticceria comunque, diciamo, importanti. Però tra le altre cose è un imprenditore contro, perché con la caparbietà, con le capacità che dà dei posti di lavoro. Perché d'estate praticamente ci sono degli stagionali e li paga regolarmente, perché qui c'è anche la piaga, nella nostra zona la piaga dello sfruttamento da persona a persona, da imprenditore a persona, li paga regolarmente e tra le altre cose ci sono generazioni e generazioni di ragazzi adesso sposati che sono passati da lui. È una persona senza nulla togliere agli altri. Io dico soltanto questo e poi lascio lo spazio. Allora, Gerace, non voglio essere profeta di sventura, ma dico le cose come stanno, come dovrebbero dire tutti i veri cristiani, tutti gli operatori del mondo del volontariato. Gerace, siccome si è ridotta ad avere per crisi demografiche e anche economiche, perché molti giovani purtroppo vanno via per trovare lavoro, ha bisogno di un massiccio piano di investimenti privati, cioè persone facoltose, comunque cinesi, russi, americani, indiani, comunque gente che hanno il potere economico, che comprino le case qui a Gerace. Bisogna andare nelle ambasciate, nei consolati, proporre Gerace anche per la qualità di vita che ha, perché credete, vivere in un ambiente ad altissimo tasso culturale come questo fa sempre bene allo spirito, alla mente, al corpo e ad altro. E allora bisogna andare in ambasciate dei paesi che sono a crescita economica, proporre Gerace e fare in modo che queste persone vengano a comprare casa e la restaurano, perché a Gerace se parte l'edilizia riparte tutto, perché per restaurare un palazzo antico di Gerace non si può fare in 1 o 2 mesi, sono anche degli anni, e quindi pensate che indotto economico che ci sarebbe. Ok, ti ringrazio. No, grazie a te della tua testimonianza che conferma anche l'interesse che hai, l'interesse non interessato, faccio questo gioco di parole pazzesco, ortograficamente saremmo veramente da sotto zero se fossimo giudicati, però ho reso l'idea. Grazie a Mario Lacopo. Il professor Attilio Spanò, siamo qui e mi posso anche togliere gli occhiali eventualmente, grazie. Il professor Attilio Spanò è uno degli intellettuali più stimati, lui ama stare dietro le quinte, però la realtà va detta e va ovviamente sottolineata, e quindi è un autorevolissima voce della cultura non solo geracese, un giovane che ha studiato, che ha viaggiato, che continua ad approfondire le di suo interesse e non solo, insomma una mente fervida che
che racconta un giovane, che racconta questa terra e non solo, quindi Gerace, dovendola definire con una massima, come potremmo? No, non so massima, io non posso definire una massima. Io sono sempre molto critico rispetto a molte cose, questo qua si sa. Io credo che Gerace subisca un po' la situazione di tutto il sud Italia. Il problema di Gerace forse è l'orgoglio del geracese, nel senso che il fatto di considerarlo un unicum spesso rende impossibile il confronto o complicato il confronto. Come diceva anche Tina, a Gerace serve sicuramente molta cultura. Serve sicuramente una ripresa, ma non della tradizione fine a se stessa, ma della conoscenza del territorio e della conoscenza della città. Io parlo dal punto di vista più scientifico, non parlo dal punto di vista più divulgativo, nel senso che comunque io credo che la divulgazione turistica sia figlia della conoscenza del posto, e questa spesso e volentieri manca per questioni ataviche, per questioni anche veramente legate a questo orgoglio cittadino che non ci permette di confrontarci con altre cose. Poi siamo in una zona demograficamente depressa, non c'è niente da fare, e abbiamo subito sicuramente il passaggio della diocesi da Gerace all'Ocri, ma anche delle strutture, di tutti gli uffici, insomma, degli anni 50, quindi abbiamo subito questa cosa e non ci si riprende da questa cosa qua. Non ci si riprende anche perché ormai tutto passa attraverso le strade costiere, se passa attraverso le strade costiere. Gerace è complicato arrivare a Gerace, c'è stata una lotta infinita per la strada, come voi sapete, e la strada è ancora semi-interrotta. E abbiamo delle immagini di riferimento che abbiamo realizzato questa mattina con Mario Scarpelli, quindi certamente sì, è un fatto grave che Gerace subisca questa offesa. Ma infatti è un problema che riguarda non Gerace, riguarda un po' tutta la situazione del sud Italia, ma non soltanto il sud Italia. Per cui tutta questa serie di cose, di situazioni contingenti o comunque che stanno attorno a Gerace non fanno sì che Gerace possa volare, come facciamo sempre in confronto con Taormina, con altri posti, ma la situazione è completamente diversa. Secondo me è diversa anche dal punto di vista culturale, perché l'importanza di Gerace non ce l'ha Taormina, l'importanza culturale e storica di Gerace non ce l'ha Taormina, ma quelli di Taormina mi ammazzo. Ma no, vabbè, ma scientificamente è così, anche la monumentalità di Gerace non ce l'hanno cittadine come Erice, come altri posti che sono sempre messi a confronto. Però è un dato di fatto che mentre Erice fanno dei convegni, qui siamo un po' indietro. La interrompo un secondo, ritorniamo tra poco, c'è la pubblicità, ritorniamo tra poco da Gerace. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Di nuovo in diretta da Gerace per Il Borgo, per questa puntata del Borgo. Siamo qui in uno dei borghi più belli d'Italia, davanti a noi lo splendido mare Ionio, che forse dovremmo noi autoctoni, visto che io vivo da queste parti, imparare anche a valorizzare di più. Con noi ancora il professore Spanò, con il quale parlavamo anche della forza culturale di Gerace, e anche ha effettuato un più che giusto parallelismo con Taormina, dicendo che spesso magari Gerace si sente in qualche modo sorella minore, in realtà sarebbe una situazione differente. In realtà secondo me non è vero, dal punto di vista culturale non c'è nulla da invidiare, o forse potrebbe essere il contrario, però non voglio peccare di campanilismo, per carità di Dio. Dico soltanto che nel momento in cui facciamo un confronto con Taormina dovremmo anche avere la capacità di vendere, di proporre Gerace nella maniera più corretta. E secondo me questa cosa, ma da sempre, non è una questione di personaggi, di persone di questo momento, di 10 anni fa, 50 anni fa, è proprio un discorso, non lo so se è un discorso atavico del calabrese, di questa zona della Calabria, anche abbastanza lontana da tutto. Però io vivo a Mantova, e a Mantova una sera ero con una signora che faceva parte dell'organizzazione del Festival Letteratura di Mantova, che è questo evento mondiale, e lei mi diceva che conosce questi posti, ma in maniera così. Cioè non c'è una campagna turistica seria, le coste sì, le sappiamo che esiste Capo Spartivento, però di fatto poi non c'è nessuna pubblicità. Questo è vero. Anche noi spesso ci affidiamo, sì,
bandiera arancione, borgo prioritario, ma poi ci affidiamo alle fiction televisive sperando che mostrino delle cose, e in realtà secondo me è un modo sbagliato per vendere la città, perché se non si riesce a fare cultura nei giovani, se non si riesce a coinvolgere i giovani, è vero, non ci sono nemmeno delle strutture economiche, cioè quello che fa Tina è più che lodevole, cioè, voglio dire, noi siamo tutti coinvolti, ridendo, scherzando durante agosto per fare questa cosa sui Normanni, che è una cosa seria, perché a Gerace nel 1060 c'è stata la pace normanna fra Ruggero e fra Roberto, quindi è un evento storico di importanza mondiale, però se non si riesce a dire questo e si rimane così, la cattedrale più bella d'Italia, ma non è vero che è la più bella d'Italia, e forse la cosa vera è che non è la più bella, ma deve essere confrontata ad altre, e dal confronto secondo me nasce la consapevolezza e nasce poi anche la capacità di vendere bene queste cose. Questa è la mia critica, è una critica molto riconosciuta, immagino. Cioè. È anche molto costruttiva, perché ha un fine chiaramente di miglioramento, no? Il mio punto di vista è questo, cioè se vogliamo essere fieri di Gerace dobbiamo conoscere Gerace, e la conoscenza si ha, secondo me, attraverso il confronto. E quando ci mettiamo anche nella condizione di umiltà, di comprendere che possiamo prendere anche dagli altri, non soltanto dare qualcosa che non conosciamo, allora forse ci può essere una costruzione seria. Per cui benvengono sia degli eventi degli eventi turistici, ma anche degli eventi culturali. C'è un convegno serio scientifico, mancano delle situazioni, delle proposte turistiche di un certo livello, cioè ci si ferma alle bande, va benissimo alla banda, ci si ferma alla reazione culinaria, è vero, però poi spesso non c'è una sostanza dietro, ed è una cosa, ripeto, vecchissima, è una cosa che ci portiamo dietro da 50 anni, almeno da quando noi abbiamo subito lo svuotamento. Questo svuotamento, sì. Bene, l'analisi del professore Spanò ovviamente aprirà un dibattito, e magari lo aprisse, perché questo significherebbe ovviamente ulteriore interesse verso questa stupenda realtà. Io ringrazio molto, perché aveva degli impegni e ha in qualche modo derogato per poter essere con noi. Tra poco saremo con il sindaco, con l'assessore Femia, con il presidente della Fondazione Città di Gerace, e nella seconda parte, attraverso le loro testimonianze, racconteremo cos'è Gerace adesso e quale prospettiva come amministrazione intendano dare. Quindi ci dovremo spostare con le telecamere, è una sorta di work in progress questa nostra diretta, senza una scenografia preordinata, quindi tutto basato sull'estemporaneità. Speriamo che vada bene. Ringrazio il professore Spanò, grazie alla presidente Macri, grazie a Mario, buon lavoro e viva Gerace. Grazie, e ci spostiamo verso questo lato del Belvedere con la collaborazione sempre di Mario Scarpelli e Francesco Iacovo. Il capo ufficio stampa vuole scappare, invece da giornalista sa che non può esimersi dal dare un suo contributo a questa trasmissione. Ringrazio Rocco Muscari per l'importante collaborazione che ci ha dato. Tu lo crese, ma con Gerace nel cuore. Assolutamente sì, non possiamo non essere tutti geracesi, in fondo è la nostra capitale, il nostro capoluogo comunque territoriale di circondario. Nasce 1000 anni fa, siamo ancora qua e saremo ancora per altri 1000 anni qua. Gerace è un punto di riferimento per la Locride, deve essere tale, perché Gerace rappresenta la nostra storia, rappresenta le nostre tradizioni, ne avete parlato con gli artigiani, ci sono nuove possibilità di sviluppo, e attraverso anche l'amministrazione del sindaco Pezzimenti si guarda al futuro che è già domani. Grazie. Un'ultima cosa, Rocco tra l'altro è un cronista di Gazzetta del Sud, una delle firme più importanti della cronaca, e purtroppo chi ha fatto la cronaca sa cosa significhi raccontare un territorio bellissimo con fatti tutt'altro che belli. Ecco, il fatto che tu dica questo da uomo di cronaca, da giornalista di cronaca, poi insomma riusciamo a trovare anche la bellezza, il sole quando arriva il buio della notte più profonda, c'è sempre il sole che risorge. Gerace è in qualche modo un sole che risorge, che dà, nonostante le difficoltà, la speranza in una realtà difficile. Per qualcuno Gerace era la città del sole. Tommaso Campanella probabilmente si riferiva a Gerace, e forse
proprio da qui dobbiamo partire per combattere contro certi sistemi, certe situazioni che effettivamente non possiamo dire che non ci sono, che non ci sono stati, però noi dobbiamo portare un esempio positivo e non bisogna soltanto parlare di legalità, ma essere propositivi e ogni giorno dare un contributo positivo per questo territorio che merita sicuramente l'attenzione positiva di tutto il mondo. Grazie. Grazie Rocco, buon lavoro, buon ritorno in redazione e ora ci avviciniamo, ovviamente devo fare un po' di dribbling, io chiedo scusa ai colleghi della regia. Benvenuto Sindaco, grazie della sua presenza, grazie all'assessore Femia. Allora spostatevi da questa parte, prego, da qui. E Sindaco, allora Gerace, una città che ha una storia importante, che ha potenzialità straordinarie, però noi sappiamo anche quanto sia difficile amministrare. Lei lo sa meglio di noi ovviamente, noi raccontiamo chi amministra, poi chi amministra sa le difficoltà quotidiane. Allora, Gerace, una realtà bellissima, un po' dimenticata e l'esempio di quella strada crollata purtroppo conferma questa dimenticanza nei confronti del paese che lei guida. Però il futuro immediato e anche in prospettiva? Beh, io direi che sono quasi la memoria storica degli ultimi 40 anni, perché da consigliere, da assessore, da sindaco per svariati anni, attuale sindaco, quindi ritengo di conoscere, di essere un buon conoscitore di questa nostra realtà, che nel tempo purtroppo si è ulteriormente degradata, ma degradata per l'impoverimento che c'è stato da parte della gente che va via, perché per mancanza di lavoro è chiaro che ognuno prende strade per poter sbarcare il lunario. Questa è una delle cose che a me preoccupa tanto, cioè il depauperamento dei cittadini, sia locali sia delle contrade. È un argomento che non so d'altronde come poterlo affrontare, perché giustamente ognuno va a trovare il proprio bene in altri luoghi. Attualmente direi che non abbiamo grandi problemi, anzi, conoscendo proprio la realtà, di volta in volta poniamo, per così dire, delle pezze, perché diciamoci la verità, siamo un po' abbandonati qua, un po' dallo Stato, un po' dalla Regione stessa, che ci auguriamo che con la prossima giunta ci possono essere novità, perché dice, stavate parlando anche di turismo, beni culturali e ambiente, ma però diciamoci il vero, noi siamo fuori dal contesto del mondo. Per arrivare a Gerace, un milanese, un torinese che voglia farsi una settimana di ferie può venirne a farne appena 5, perché un giorno se ne va solo di viaggio. Ecco perché se noi non riusciamo ad avvicinare questa realtà al mondo che ci circonda, è chiaro che noi saremo sempre periferia della periferia. Mi auguro che la prossima giunta possa fare delle iniziative tali per fare in modo di invertire questa tendenza. È chiaro che da parte delle nostre amministrazioni, e direi quasi da sempre, abbiamo sempre lottato che questa città fosse conosciuta non solo a livello locale o regionale, ma anche a livello europeo e mondiale, partecipando. Io mi ricordo già negli anni 96-98 siamo stati presenti in tutte le mostre alle BIT, alle mostre a Berlino, abbiamo portato un sacco di materiale pubblicitario, abbiamo portato con noi anche gli operatori turistici. Ecco, se oggi Gerace ha assunto questa importanza, è chiaro che tra il lavoro fatto da questa amministrazione, quando dico questa amministrazione posso dire dell'amministrazione di 40 anni, perché prima di me c'erano gli amici miei, oggi ci sono io, e quindi è un continuum politico e nello stesso tempo amministrativo. Ecco, abbiamo fatto di tutto, anzi direi quasi siamo stati talmente caparbi di andare contro anche gli enti superiori nostri. Non so se avete notato, là in largopiano c'è un ospedale. Sì. C'è un ospedale abbandonato da
da più di 20 anni. Realizzato, portato a compimento, che avrebbe dovuto essere una novità straordinaria per la cura degli anziani in modo particolare, per la riabilitazione di persone con difficoltà, e poi? Esatto, questo immobile era stato sequestrato dalla magistratura, poi nel 93 l'ho fatto dissequestrare, l'ho messo a norma con tutte le prescrizioni che c'erano, compreso l'eliporto, là c'è pure il costo, e l'ho consegnato con delibera del Consiglio Comunale alla Regione, perché mi avevano garantito che nell'arco di qualche mese sarebbe diventato un nosocomio geriatrico e riabilitativo. Ecco, quella poteva essere la speranza di un momento per Gerace di risorgere. E considerato che sono passati già 20 anni, da quando, 20-23 anni, da quando l'ho consegnata alla Regione, da quando mi hanno rieletto sindaco 2 anni, 3 anni fa, ho ripreso questa battaglia. Forse la sto spuntando, perché proprio oggi mi dicevano che dovremmo essere convocati Ce lo auguriamo. sì, anche perché sostanzialmente non ha più quella funzione che doveva avere, perché ormai da 20 anni è abbandonato, quindi se lo cedessero al comune, come ce lo auguriamo, sapreste cosa fare, in quanto è costruito su un territorio comunale, perché la proprietà del territorio è comunale, può darsi che riusciremo a fare qualche cosa di utile e che possa creare una speranza per attività e per lavoro, perché noi qua ci battiamo perché la gente possa avere un po' di respiro per quanto riguarda il lavoro, perché se c'è il lavoro penso che c'è la tranquillità, la serenità. D'altronde Gerace è un'oasi di pace, di tranquillità, e vorremmo ricondurla in quell'oasi che c'è stato 30 anni fa, 20 anni fa, quando tutti i cittadini di Gerace hanno, come dire, trovato lavoro presso l'ospedale di Locri. Avevamo un numero di 150-160 dipendenti che hanno fatto l'economia di Gerace. Noi vorremmo, certamente non faremo quello che è stato fatto, ma avendo questo immobile secondo me potremmo senz'altro rilanciare questa prospettiva di lavoro. Un giovane assessore, al suo fianco l'assessore Carmelo Femia, un impegno tutt'altro che facile, collaborare al governo di una città. Poi io credo che non dipenda dalla dimensione e dalla popolazione, governare è sempre difficile. Il sindaco diceva bene prima, siamo in un momento di congiuntura economica particolarmente negativo e quello che si è cercato di fare fino ad oggi a livello amministrativo è quello di mettere, come diceva il sindaco, qualche pezza attraverso degli interventi mirati per promuovere le politiche giovanili per quanto riguarda lo sport, la riattivazione di alcune strutture come questa dietro di noi, Palazzo Sant'Anna, che abbiamo mandato a bando e che presto verrà aggiudicata, per cercare di creare qualche sbocco. È logico che in mancanza di interventi strutturali sia da parte della Regione che da parte del governo centrale, per gli enti locali e soprattutto per un ente locale come Gerace diventa molto difficile muoversi e quindi far fronte a quelle che dovrebbero essere le esigenze anche del quotidiano, e quindi cercare di portare avanti delle politiche che facciano rimanere i giovani sul territorio. Quindi un impegno che noi ci siamo presi sin dall'inizio accanto al sindaco Pezzimenti, con la sua esperienza e, come diceva prima, di un modo di amministrare che va avanti ormai da 35-40 anni e che ha portato discreti risultati nel territorio di Gerace. Ecco. Lei ha delega anche alla cultura, se non sbaglio? Sì, sì. E su questa voce insomma c'è da impegnarsi, no? Da impegnarsi, e lo stiamo facendo portando avanti tante iniziative, tanti convegni, promuovendo quelle che sono le nostre particolari attrazioni storiche, culturali e architettoniche, come la chiesa di San Francesco, dove vengono effettuati numerosi convegni sotto tutti i punti di vista, da quello enogastronomico a quello culturale, architettonico, numerosi concerti musicali di un certo livello, anche Gori Gospel nella Basilica della Cattedrale di Gerace. Ecco qui, portare avanti questo tipo di politiche mirate ma che tendono a valorizzare quello che è il territorio. Lei è giovane, può essere lei un esempio per i suoi coetanei ma anche per
le persone più giovani a rimanere qui? Io faccio del mio meglio nella vita, lavoro qui, ho deciso di rimanere qui, ho studiato fuori per 6-7 anni e poi ho deciso di ritornare qui. Spero di essere un esempio per tutti i giovani che hanno deciso di rimanere qui, e si cerca di fare sempre del proprio meglio, avendo come guida quella che è l'impegno morale, l'impegno politico, la dedizione al bene comune di questo territorio. Grazie. Sindaco, l'Europa vi può venire in aiuto, cioè presentando progetti importanti, seri, cioè può diventare Gerace un laboratorio europeo? Sì, noi sostanzialmente in questi anni gli unici provvedimenti che abbiamo ottenuto da parte della Regione sono tutti fondi comunitari. È chiaro che per fare un progetto a livello europeo c'è bisogno senz'altro di grandi esperienze e vedere dove il progetto, a che cosa è finalizzato. È chiaro che non danno mai niente gratis, ogni cosa che dà la comunità europea lo vuole ritornato, e penso ritornato pure a gran prezzo, perché giustamente non dà niente a nessuno. Certo, se ci fosse una grossa imprenditoria privata coalizzandosi assieme agli altri imprenditori che ci sono attualmente sul territorio, si potrebbero senz'altro ottenere dei grandi benefici da parte della comunità europea, ma è chiaro che niente è gratis, bisogna sempre ridare quello che viene prestato, perché quello è un prestito sostanzialmente. Un gran lavoro dovrebbe farlo in questo settore la Regione, che è titolata a gestire anche quei fondi, e in effetti in questi ultimi anni abbiamo avuto bei finanziamenti per quanto riguarda il recupero di qualche convento, il recupero di San Francesco, che purtroppo, essendo i soldi in mano, e lo voglio dire, in mano alla sovrintendenza, la sovrintendenza già da 3 anni, pur avendo noi fatto un progetto preliminare, ancora giacciono là circa 2 milioni di euro. Mi dispiace, perché quello che si potrebbe fare oggi con 2 milioni, fra 5-6 anni si farà la metà, se non meno. Voglio essere critico, perché penso che la stampa debba avere questo fine, criticare le cose che non vanno, e in questo senso queste cose non vanno e bisogna porre anche rimedio. La nuova giunta che ci sarà in Calabria, mi auguro, lo dicevo al mio assessore qualche minuto fa, aspettiamo fino a dicembre, vediamo che cosa proporranno, vediamo le iniziative valide, grosse, che intraprenderanno, e saremo accanto a loro. Altrimenti noi a dicembre vedremo il da farsi, perché giustamente la Calabria non può morire nello stato in cui si trova, ma non solo la Calabria, non possono morire le famiglie principalmente prive di lavoro, che, diciamoci il vero, finora sono vissute con i vari... Con l'assistenzialismo. Con l'assistenzialismo, non voglio, perché dice che cadiamo sempre sullo stesso problema, assistenzialismo. Purtroppo questa è la verità. È la realtà. È la verità, sì. Ci auguriamo che la cosa possa prendere una via diversa e che ci sia uno sbocco, che si dice che la bella giornata si vede dalla mattina, quindi noi in questi 8-10 mesi dovremo vedere se è una bella giornata oppure sarà peggio di tutte le altre, perché già da 20 anni, anzi diciamo dagli anni 70 ad oggi, che aspettiamo sempre che arrivi questa bella giornata, dal momento in cui ci sono fatte le regioni. Stiamo aspettando ancora quella bella giornata e ci auguriamo che con questa giunta si possa avere. Ringrazio il sindaco di Gerace, dottor Giuseppe Pezzimenti, l'assessore Carmelo Femia, il dottor Carmelo Femia, grazie ancora, buon lavoro, buon impegno, grazie sindaco. Noi siamo circondati da giovani. Quindi... E questo è un buon segnale, indubbiamente. Grazie ancora e buon lavoro, buon impegno per Gerace. E ora siamo, credo, nella fase conclusiva di questa nostra trasmissione e chiudiamo con il presidente della Fondazione Città di Gerace, il dottor Anselmo Scaramuzzino, che ringrazio della presenza, nonostante gli impegni è riuscito a raggiungerci in orario proprio perfetto, quindi un'ulteriore nota di merito.
Grazie a lei e grazie per essere presenti qui a Gerace e per dare la giusta visibilità ad uno dei borghi più belli d'Italia. Ecco, l'abbiamo detto giustamente in introduzione e quindi se lo dice il Presidente della Fondazione è chiaro che è la certificazione di quello che abbiamo sostenuto, ma del resto Gerace è Gerace. Non è solo uno dei borghi più belli d'Italia, è anche una meta turistica d'eccellenza per quanto riguarda anche le città della salute. Su questo punto di vista noi stiamo puntando anche mediaticamente per accreditarci quale bellezza anche ambientale, anche come Fondazione Città di Gerace. Perché c'è un ecosistema decisamente interessante. Del resto dimenticavo, chiedo scusa Presidente, Gerace rientra nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, uno dei punti di riferimento del parco e quindi qui ad un tiro di schioppo abbiamo lo splendido Mare Ionio e qui a pochissimi chilometri c'è il cuore dell'Aspromonte. La Fondazione, che cosa, da quando è nata, cosa ha fatto, cosa farà? La Fondazione Città di Gerace è nata nel 2004 su impulso del comune di Gerace, è un ente partecipato comunale e dal 2004 ad oggi si è occupato della valorizzazione e della sponsorizzazione del patrimonio culturale ed artistico che Gerace possiede. Parallelamente abbiamo attivato un sacco di eventi culturali di altissimo livello. Negli ultimi 3 anni, parlo da quando sono presidente io, abbiamo realizzato ben 80 eventi culturali, 3 progetti importanti sulla valorizzazione delle antiche tradizioni, perché puntiamo a valorizzare anche quello che circonda il patrimonio architettonico e culturale su Gerace, quindi le antiche tradizioni, l'arte culinaria e tutto quello che c'è dietro. E sta per partire a pochissimi giorni un importante progetto sull'ambiente. Abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Regione Calabria di oltre 100.000 euro e ci preoccuperemo di portare sui banchi di scuola quello che è l'educazione all'ambiente, educazione alla legalità legata all'ambiente naturalmente. Quindi nell'interlocuzione con le scuole, con gli studenti, voi proponete anche un percorso di sensibilizzazione su tematiche importanti ed attuali come l'ambiente, ma anche come il rispetto di luoghi di straordinaria bellezza storico-architettonica. Gli ambienti e i monumenti hanno bisogno della nostra attenzione. Per farlo, anche per il futuro, abbiamo bisogno di formare fin dai banchi di scuola. L'educazione scolastica passa per un giusto e per una tutela del nostro patrimonio monumentale del futuro, quindi è importantissimo che dai banchi di scuola si impari a rispettare l'ambiente, ad essere cittadini attivi, quindi non semplicemente spettatori. Ricordo che Gerace è stato uno dei primi comuni ad aver attivato anche la raccolta differenziata già molti anni fa, poi l'ha ripresa di nuovo da un paio di anni con ottimi risultati, quindi la cittadinanza è già attenta ed è pronta a percepire quelli che sono i cambiamenti climatici e a rispondere attivamente, quindi la cittadinanza attiva anche a Gerace, in uno dei borghi più belli d'Italia, deve essere da capofila, perché l'educazione più importante che si possa infondere è quella con l'esempio, quindi dando l'esempio delle buone pratiche ambientali. Gerace viene definito anche il Monte Santo perché sorge su una rocca, su una rupe, e su questa rupe sono state edificate tantissime chiese, quindi è un luogo di cristianità, ma c'è anche una importante traccia bizantina, anche perché c'è stata la dominazione con la chiesa di San Giovannello, che forse è la più antica in Italia, chiesa ortodossa, dico bene? Dice benissimo, la chiesa di San Giovannello, come viene comunemente nominata, ma la chiesa di San Giovanni Crisostomo tecnicamente, appunto, è un santuario della comunità. È uno scrigno bellissimo. È bellissimo. Comunque abbiamo un altro esempio, più o meno della stessa epoca, che è la chiesa dell'Annunziatella, un altro esempio bizantino, risalente sempre all'VIII secolo, quindi sono 2 mete, 2 perle che sono state ben conservate e ben rivalutate dalle amministrazioni comunali che si sono susseguite, e insomma basta farsi una passeggiata su Gerace e riesce a capire quella che è stata l'opera di conservazione, di manutenzione delle amministrazioni e le buone politiche che ci sono sempre state a Gerace. Ringrazio il dottore Scaramuzzino, che è il presidente della Fondazione Città di Gerace. Chiudiamo qui questa diretta, questa puntata del Borgo, molto
molto altro avremmo voluto e avremmo dovuto dirvi, però la finalità di questa produzione è quella di dare intanto una pillola di informazione su quelle che sono le bellezze della Calabria. Lo Ionio ci saluta, l'Aspromonte alle nostre spalle, ringraziamo tutti i geracesi, l'amministrazione comunale, il capo ufficio stampa, la polizia municipale che ci ha garantito la sua presenza, ringrazio ancora il dottore Scaramuzzino, tutti gli ospiti che hanno dato vero significato e vero contenuto a questa trasmissione. Da parte mia spero di essere stato degno di questa importante città e degli importanti ospiti che ho avuto il piacere di intervistare. Grazie, alla prossima puntata con Il Borgo. Arrivederci da Gerace.